Eccoci all'interno del nostro campo di battaglia. Come potete vedere, ragazzi, quest'oggi questa fantastica battaglia non si ritrova appunto con le condizioni meteorologiche adeguate. Abbiamo davvero tantissima nebbia che va a ricoprire anche il campo nemico, quindi dobbiamo avvicinarci molto ovviamente alle nostre unità. Abbiamo addirittura qualche goccia di pioggia che va a toccare le teste dei nostri cari ragazzoni. Allora, visto che siamo riusciti a fortificare l'accampamento nel nostro esercito di rinforzo, che arriverà certamente da quella parte, proprio da quella parte, abbiamo ottenuto le particolari difese per difenderci appunto dai nemici. Abbiamo ottenuto delle barricate che impediscono alle unità di proseguire per un breve periodo, si possono distruggere con tiri infuocati, le pietre appuntite. Ovviamente le distese di pietra appuntite impediscono a un'unità di progredire, il che la rende un facile bersaglio per le unità da tiro. Le palle di fuoco, ovviamente le palle di fuoco rotolano in discesa facendo molti danni alle unità che incontrano, si possono attivare cliccando su un'unità e poi sulla palla da fuoco. Per poter attivare le palle di fuoco le unità devono essere in modalità corpo a corpo. E in seguito i paletti. I pali danneggiano le unità a cavallo che si avvicinano da una specifica direzione, soprattutto se queste si muovono velocemente. Allora, intanto vediamo di mettere il nostro esercito molto vicino ai nostri nuovi rinforzi, quindi molto vicino all'entrata dei nostri cari ragazzoni, e queste particolarità sono utili, soprattutto queste nuove difese in questo combattimento. Le palle di fuoco ovviamente non saranno importanti perché ci ritroviamo già in discesa, quindi ci ritroviamo in una regione collinare, quindi non è che sono molto importanti, però ovviamente possiamo utilizzare le pietre appuntite per rallentare ovviamente i nostri avversari. Vediamo un po' di posizionarle immediatamente nel nostro campo di battaglia e di dare un po' di fastidio ai nostri nemici. Allora, vediamo un po' dove possiamo posizionarle. Queste ovviamente sono le nostre pietre principali, vediamo un po', ecco, potrebbero dar fastidio, però vediamo di capire dove metterle. Allora, ovviamente queste mi sembra che rallentano i nemici e possono essere vulnerabili al fuoco dei nostri schermagliatori. Possiamo metterle magari qui, perfetto, in modo tale da bloccare i nemici, appunto gli avversari su queste pietre, e i nostri schermagliatori appunto qui vicino nel boschetto possono eliminarli facilmente. Ok, mettiamo intanto delle pietre da questa parte, le barricate, vediamo un po', per proteggere le nostre unità, vediamo, impediscono alle unità di proseguire per un breve periodo, magari possiamo trincerarci appunto qui intorno, sempre con i nostri schermagliatori beccarli appunto dall'esterno. I paletti che rallentano ovviamente la nostra cavalleria, vediamo di metterli appunto da questa parte per salvaguardare il lato, perfetto, quindi vediamo di trincerarci qui intorno finché non arriveranno le nostre unità principali. Allora, i nostri uomini in prima linea, eccoli qua, muro di scudi, ragazzi, cercate di difenderci, questa è la nostra battaglia, dobbiamo necessariamente vincere, quindi intanto vediamo di mettere i nostri uomini in questa formazione per evitare particolari problemi. Ok, pronti da questa parte, il nostro generale è proprio dietro di loro, e vediamo di selezionare tutto il gruppo sotto un'unica formazione. Bene, avanziamo un pelino. Bene, allora iniziamo la nostra battaglia. Vediamo un po', allora i nostri avversari non li vediamo appunto perché siamo dall'altra parte della collina, siamo in una situazione abbastanza dipendenza, quindi sicuramente loro non riescono a vederci e noi non vediamo loro stessi. I nostri rinforzi stanno arrivando. I nostri rinforzi sono arrivati. Bene, ecco delle unità da combattimento, perfetto. Allora io ragazzi direi di attirare i nostri uomini davanti ovviamente alla nostra trappola, quindi intanto questo esercito lo portiamo un po' più indietro. I nostri nuovi uomini li mettiamo appunto qui vicino, proprio davanti, per farli scontrare nettamente contro le barricate, perfetto, anzi forse un po' più indietro, eccoli qua. Vediamo un po', altri uomini proprio qui davanti per attirarli, benissimo. I nostri schermagliatori importantissimi li mettiamo immediatamente nel bosco. Attenzione che il nemico arriva da quella parte, non so ragazzi se lo riuscite a vedere, mi dispiace ma le condizioni meteorologiche appunto non riesco a sceglierle. Allora, loro hanno dei frombolieri britanni schierati al centro, accompagnati dalle ottime lance, uomini liberi di leva che stanno avanzando rapidamente, quindi muoviamoci uomini, vediamo quello che succede. Abbiamo altre unità di schermagliatori che stanno arrivando, eccoli. Allora, i nostri schermagliatori immediatamente da questa parte nel bosco nascosti ci offriranno soprattutto un grande supporto alle nostre unità. Bene, allora, la seconda linea composta da altre lance, la prima linea composta da 2 lance direttamente da questa parte per attirare l'attenzione nemica. Benissimo, peccato, credevo di avere molti più frombolieri, mi sa che sono solo queste le nostre unità, quindi vediamo di raggrupparci col nostro generale secondario da questa parte, un'unità di cavalleria, maledizione. Andiamo, questa è una battaglia campale che possiamo vincere, avanti se sfruttiamo molto bene le nostre opportunità, però sicuramente questi dannati frombolieri ci daranno fastidio. Loro ne hanno, vediamo un po', wow, 6 unità di frombolieri, forse pure 7.
7, quindi questa tattica mi sa che non funzionerà, ci bersaglieranno proprio alla grande, quindi attenzione, vediamo un po' di rallentare, ritornare un attimo indietro con le nostre unità, ecco, vediamo di raggruppare anche queste altre sotto un unico gruppo. Bene, portiamole un attimo indietro. Era buona questa tattica, ragazzi, se loro avevano davvero pochi frombolieri e davvero tantissime unità da corpo a corpo. Intanto vediamo di ritirarci qui dietro, vediamo di portarci appunto da questa parte. I nostri frombolieri vediamo se riescono a portarsi un po' più avanti, sempre nascosti nell'ombra. Ecco, ormai sono stati scoperti però, dannazione. Vediamo di ritornare ancora un po' indietro. Andiamo, ecco che le unità addirittura di arcieri se ne stanno andando molto avanti. Dobbiamo avanzare, ragazzi, dobbiamo attaccare immediatamente. Andiamo a tutta manetta, stanno per scagliare le loro frecce, le loro pietre. Andiamo, eccoli, facciamoli seguire. Maledizione, forza, mi sa che ci hanno beccato. Andiamo dall'altra parte, hanno avanzato davvero molto rapidamente. Seguiamoli, facciamoli seguire da tutte le nostre unità da combattimento corpo a corpo. Il nostro generale anche vicino a loro stessi, eccoli. Andiamo a tutta manetta, ragazzi, forza. Qui abbiamo delle altre unità di frombolieri che si stanno scontrando, benissimo. Le altre unità vediamo di farle andare da questa parte. Il nostro generale vediamo di farlo caricare. Lo so, amici miei, stanno vacillando. Cerchiamo di avanzare rapidamente, forza. Vediamo dov'è il nostro secondo generale, eccolo qui, sta per arrivare sotto il fuoco nemico. Vediamo di farli scontrare, benissimo, da questa parte. Ovviamente le barricate creano dei problemi agli uomini nemici. Bene, i nostri frombolieri sono riusciti a liberarsi. Vediamo di schierarli al centro per offrire un'ottima copertura dalle retrovie. Vediamo di eliminarli, forza, tutta manetta, ragazzi, ecco che ci stiamo scontrando appena adesso. Forza, colpi di spada, vacillano i nostri uomini ma anche gli avversari. Avanti, un attimo di frenesia per i nostri uomini. Avanti, attaccateli dalle retrovie, ragazzi, a tutta manetta. Ecco che i nostri frombolieri si sono liberati appena adesso. Vedete di colpirli appunto alle retrovie. Avanti, arcieri schierati al centro dall'altra parte. Ottimo, avanti. Mamma mia, ci hanno aiutato tantissimo anche i paletti sul lato. Il generale nemico è morto, mandato ovviamente allo sbaraglio. Vediamo di continuare da questa parte contro questi altri lancieri. Benissimo, potete vedere già le grandi quantità di paletti che sono stati distrutti a causa appunto dei nemici. Intanto le pietre sono state fondamentali anche perché hanno rallentato i nostri avversari, e anche le barricate hanno bloccato l'avanzata nemica. Bene, ce l'abbiamo fatta, anche se sono stato un pochino lento a spedire avanti le unità. Abbiamo perso diversi uomini, qualche unità è riuscita a scappare, però siamo riusciti a ottenere la vittoria abbastanza presto. Attenzione che abbiamo un'altra unità nemica lontana, attenzione, nobili eroici, vediamo un po', sono probabilmente altri uomini corpo a corpo che si stanno avvicinando. Vediamo di mandare avanti le nostre unità di frombolieri a tutta manetta, ecco che scappano addirittura dall'altra parte. Ovviamente il nemico, ragazzi, ha sbagliato, perché lui che cosa ha fatto? Io non credevo che avanzasse così tanto, perché ha mandato i frombolieri proprio al di sopra delle nostre barricate, al di sopra anche delle nostre pietre appuntite. Quindi io un attimo stavo indietreggiando, perché ovviamente mi ritrovavo in difficoltà, pensavo che mi avrebbero distrutto con le pietre. Poi ho visto che ovviamente si erano fermati e quindi sono dovuto, sono stato costretto ad andare avanti e a seguire ovviamente la battaglia, perché ero davvero convinto che il nemico si tenesse a distanza per farmi fuori con le pietre. Invece ovviamente ha mandato avanti anche i suoi uomini, ci siamo scontrati per una vittoria nostra, anche grazie alle nostre barricate che ci hanno aiutato a fermare la carica nemica. Vediamo di difenderci, il nostro nemico sicuramente dai 2 colpi di spada. Vittoria di misura, ragazzi, questa volta abbiamo perso purtroppo circa 500 uomini. Però ovviamente i nostri avversari ne hanno persi davvero parecchi. Allora, adesso si ritireranno sicuramente all'interno delle loro barricate principali in città. Vediamo, eccoli che se ne scappano appunto verso l'altra parte di montagna. Quindi un ottimo lavoro per quanto riguarda i nostri uomini. Altre unità navali che scappano verso sud. Eccole lì, maledizione. Intanto la nostra flotta adesso si sta preparando. Bene, molto bene. Mi dispiace, ragazzi, solo per la nebbia, una condizione meteorologica che davvero non sopporto, perché non riesco, come dire, a vedere gli avversari. Soprattutto non riesco a gestire meglio le mie operazioni. Però ce la siamo cavata abbastanza bene, anche un po' lentamente. Però le nostre difese vedete un po' quanto sono importanti. Se non le avessimo avute magari ci saremmo schierati in maniera differente, quindi probabilmente avremmo perso qualche unità in più. Comunque questa tattica che ho utilizzato adesso potete, ragazzi, utilizzarla magari quando vi ritrovate contro delle unità esclusivamente utili nel corpo a corpo. Potete mettere delle barricate appunto o delle pietre appuntite davanti e magari attendere che i vostri uomini li attacchino di fronte, ovviamente aiutati dalle vostre barricate, e gli schermagliatori di lato che ovviamente vi aiutano. Quindi questa tattica è molto importante nel combattimento. Bene, al termine della nostra battaglia siamo riusciti ad acquisire un nuovo tratto. Il nostro generale Annuos è riuscito a ottenere, come potete ben vedere, il 5% di morale per tutte le unità impegnate in battaglie difensive, e sicuramente questo può essere un bene. Sicuramente c'è stato un problema all'interno delle nostre file, ovviamente c'è stato un problema a livello politico, ragazzi. È accaduto un piccolo intrigo proprio all'interno dei nostri schieramenti. Un nuovo
l'intrigo si è sviluppato. Allora, c'è stata un'offerta di adozione appunto da una famiglia, non sapevo appunto di che origine fosse questa famiglia, comunque avevano l'obiettivo di adottare un nostro generale. Ovviamente io ho tentato di accettare questa sorta di opportunità e la conseguenza è stata che ha accettato l'offerta e ha giurato fedeltà al suo nuovo schieramento. Quindi il nostro caro generale principale Annaus si è schierato con i nemici, potete ben vedere che appartiene adesso al loro schieramento e ha lasciato le nostre unità sole e si è unito alla causa nemica. Quindi dobbiamo stare molto attenti, nonostante ha ottenuto un particolare grado, si è schierato appunto dalla parte nemica, quindi dobbiamo necessariamente ucciderlo con la nostra spia. Mandiamola in avanti e puniamolo per tutto quello che ha fatto. Vediamo un po' di farlo a pezzi con del veleno, visto che abbiamo ottime probabilità, il 60%, vediamo un po' quello che riusciremo a fare. Fallimento tempestivo, il tuo agente ha fallito ma i suoi sforzi non sono stati del tutto inutili. I fallimenti hanno insegnato loro più di quel che avrebbero imparato altrimenti, quindi siamo riusciti a salvarci. Maledizione proprio vuole continuare a vivere, ci ha tradito e nonostante tutto stava per ammazzare la nostra spia di grande rispetto, ben 5 punti di vantaggio. Allora ho spedito la nostra imbarcazione principale proprio vicino alle navi nemiche, la vendetta di Agrone, ovviamente le terribili onde, per scontrarmi, ovviamente tentare di eliminare il pericolo verso la nostra capitale. Bene, allora intanto le unità del nemico devono essere necessariamente distrutte, abbiamo delle grandi possibilità, abbiamo il nostro nuovo esercito che adesso avanzerà in avanti dall'altra parte, vediamo quello che accade, vediamo un po', i nostri nemici si sono ritirati indietro proprio da questa parte, vediamo di avanzare, vediamo se possiamo fare qualcosa, ci ritroviamo, come dire, vediamo un po', 1400 uomini contro un ben 600 circa, quindi ovviamente ragazzi la vittoria è in tasca, possiamo magari svolgere la nostra battaglia in completa tranquillità, visto che ovviamente 500 uomini non potranno mai fare a pezzi le nostre grandi unità, quindi vediamo di vincere decisamente di ottenere decisamente la nostra vittoria. Vediamo un po', 2 colpi di spada, un colpo in testa, zac, a terra. Bene, allora con ovviamente a terra il nostro vecchio esercito, siamo riusciti a ottenere grandi possibilità. Adesso vedremo un po' di conquistare finalmente la città di Iska. Eccola qua, vediamo di effettuare il nostro grande assedio, vediamo se abbiamo l'opportunità di farlo proprio adesso. Bene, ecco, attenzione, olè, ci sono delle unità nemiche che potrebbero darci fastidio. Come dire, in città c'era nascosto un bel esercito, vediamo un po', 320 uomini contro altri 1200, solo che le nostre unità non sono completamente attive, sono abbastanza mal ridotte, però ragazzi io direi di combattere ugualmente la nostra battaglia. I nemici non hanno alcuna difesa per quanto riguarda ovviamente il generale stesso, hanno delle imbarcazioni a largo che potrebbero darci dei problemi. Io direi intanto di indebolire i nemici con questa nostra unità, perché voglio proprio combattere una battaglia a punti uguali, e magari con le nostre prossime unità, anzi intanto continuiamo il nostro assedio circondando l'accampamento nemico, così, perfetto, manderemo avanti un'unità, eccola qui, ecco, invece di sacrificare troppi uomini intanto aggiungiamogli un tratto, vediamo un po' cosa possiamo fare. Più uno allo zelo, all'astuzia, autorità, ci serve tantissimo in battaglia per tenere ovviamente i nostri uomini sotto un pugno di ferro, e mandiamo avanti il nostro secondo esercito proprio per offrire supporto ai nostri uomini, per ovviamente stare tranquilli della nostra vittoria, perché non vorrei perdere ragazzi il nostro generale di livello 3 che ha davvero sudato la sua campagna. Allora attacchiamo la nostra cittadina, adesso le forze sono un po' più equilibrate, perfetto, perché ricordiamo che loro anche hanno degli uomini, come dire, in mare. Attacchiamo immediatamente il nostro schieramento nemico, la battaglia di Iska del 251 a.C., battaglia storica che sicuramente verrà ricordata nei libri di storia nel XXI secolo, la studieranno i ragazzi a scuola, dove ovviamente gli Iceni, con i vincitori di Ubrauco, accompagnati da 500 uomini provenienti dalla collina circostante, hanno tentato la vittoria contro i Dumnoni, che ovviamente erano senza generale. Allora, dopo grandi intrighi politici, dopo grandi battaglie all'interno del nostro campo di battaglia, ci ritroviamo nuovamente con la nebbia, quindi vediamo di attendere per qualcosa di diverso, finalmente un po' di asciutto, vediamo un po' di iniziare il nostro schieramento. Allora, questa è una battaglia ragazzi a, come dire, a ugual punti, potete ben vedere qui in basso. Allora, qui bisogna ragionare, vediamo come è stato impostato l'accampamento nemico. Allora, guardate un po', hanno una prima, qui c'è addirittura Stone Age, eccolo qui, hanno intanto una piccola rialzatura che potrebbe darci fastidio per colpa dei, come dire, degli schermagliatori. Qua dietro hanno la quercia della vittoria, presa direttamente da Gondor, dal Signore degli Anelli. Vediamo un po', le navi nemiche, anzi i nostri rinforzi arriveranno da lassù, potete ben vedere all'interno della mappa strategica che i nostri rinforzi arriveranno proprio da qua sopra. Bene, allora, visto, io direi intanto di posizionare, vediamo un po', sicuramente loro, i nemici
si posizioneranno al di sopra di questa sorta di rialzatura. Quindi per evitare questa rialzatura, dove ovviamente i nostri uomini potrebbero morire, posizioniamo le nostre truppe, ragazzi, qua, proprio da questa parte. C'è sempre una rialzatura, però non è impossibile da scavalcare come questo muro di cinta. Quindi prendiamo immediatamente i nostri frombolieri, eccoli qua, li posizioniamo appunto in questa posizione, da questa parte, e tenteremo insieme a tutta la nostra altra truppa, eccoli qua i nostri lancieri di leva, proprio qui dietro, di scavalcare la collina nella maniera più rapida possibile, per evitare quindi di subire degli svantaggi a livello territoriale. Dobbiamo stare attenti anche alle navi, quindi cerchiamo di stare lontani dalla costa. Le nostre cavallerie, ragazzi, sono mal ridotte, 18 uomini, 20 uomini, 19 uomini per unità, quindi sono per lo più delle unità a dir poco inutili, quindi cerchiamo di tenerle davvero d'occhio, mettiamole proprio nel nostro principale boschetto, vediamo di stare attenti proprio qui intorno, vediamo se possiamo occultarle nella maniera migliore. Mi sa che lo spazio ovviamente non basta. Intanto frombolieri in prima linea con la modalità schermaglia disattivata, voglio controllare io cosa fanno. Le nostre unità da corpo a corpo, eccole, mettiamole proprio qui dietro per formare un'unica formazione, perfetto. Vediamo intanto di allargarli un altro po' per proteggere anche i fianchi, benissimo, ok. E magari possiamo creare il nostro gruppo principale, perfetto, vediamo un po' un'ottima formazione. Intanto vediamo i nostri uomini qui da vicino come se la cavano. Hanno imparato adesso cosa sono i vestiti, qualcuno si è fatto la barba, qualcuno si è tagliato i capelli, qualcuno ha rimosso i pidocchi dalla propria testa, e ovviamente dietro abbiamo ancora i selvaggi, eccoli qua dipinti come al solito, barboni, che tentano ovviamente il combattimento. Intanto il nostro generale, sempre anch'esso mal ridotto, mettiamolo qui dietro. Iniziamo la nostra battaglia. I nostri rinforzi però ovviamente arrivano dall'altra parte, quindi dobbiamo stare attenti a gestirli nella maniera migliore. Iniziamo! Allora, ovviamente non riusciamo a vedere cosa hanno i nemici dall'altra parte, quindi cerchiamo di arrivare il più velocemente possibile qui sopra, ragazzi, per non avere quindi lo svantaggio. La nostra cavalleria qui dietro, vediamo se possiamo portarla qui vicino a questo boschetto per ripararla. I nostri rinforzi sono arrivati. Bene, sono arrivati anche i rinforzi nemici, stanno per adesso, come dire, arremando immediatamente al porto, stanno per scendere degli uomini di leva, eccoli qua che stanno per arrivare immediatamente al molo che è stato appena adesso riparato. Eccoli, vediamo di far arrivare anche i nostri prossimi rinforzi che si ritrovano a nord, vediamo di condurli immediatamente da questa parte. Facciamo affrettare il passo, anche se si stancheranno parecchio. Avanti, ragazzi, vedete di scavalcare immediatamente questa dannata montagna a tutta manetta. Guardate un po' come si mettono a correre i nostri cari uomini, seguiti dal loro generale di fiducia, eccolo qua che ovviamente a cavallo procede lentamente. Le cavallerie già nel loro posto d'obbligo, vediamo di metterle appunto qui vicino. Ma dove sono i nemici? Vediamo di procedere, siamo già riusciti ad arrivare in avanti, stiamo arrivando vicino alla quercia di Gondor, dove c'è ovviamente Gandalf e Pipino. Vediamo di stare attenti. Allora, saranno forse dietro le case le nostre cavallerie esploratrici, vediamo di farle passare da questa parte per dare un'occhiata. Attiviamo intanto la modalità no, perfetto, ancora non l'abbiamo scoperta la modalità a testuggine. Ok, vediamo di andare in avanti con le nostre unità vicino alla quercia di Gondor. Intanto stanno arrivando le nostre ultime unità. Ma dove sono i nemici? Vediamo un po', si saranno nascosti da qualche parte. Vediamo, intanto il punto di raccolta è questo, ragazzi. Intanto possiamo prendere questa zona come vantaggio territoriale. Vediamo un po', proprio così. Perfetto, forse i nemici hanno lasciato perdere questa sorta di vantaggio territoriale che avevano, ovvero la collina, e forse ce lo lasceranno a noi, ovvero si saranno posizionati tutti qua sotto. Con le nostre cavallerie andiamo a dare un'occhiata. Calma, ragazzi, vedete di stare attenti, scendete con calma. Eccole qui le nostre cavallerie principali, vediamo di scoprire dove stanno appunto i nemici, dove si ritrova l'esercito principale. Eccoli, eccoli, attenzione, si sono raggruppati tutti qua sotto, un po' come dire i nostri avversari senza, come dire, un po' rischiosa questa mossa nemica. Vediamo di avanzare intanto con il nostro generale qui avanti, possiamo bersagliarli dall'alto, però attenzione che forse ci hanno visto, stanno iniziando a lanciare pietre. Calma, le nostre cavallerie, maledizione, via, 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 andiamocene via. Queste addirittura iniziano a lanciare delle dannate pietre. Attenzione, iniziano a colpirci. No, 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 no. Così perdiamo, ragazzi, punti particolari. Dobbiamo tornare indietro. Allora, loro anzi hanno studiato bene la mossa. Dobbiamo sfondare da questa parte con alcune unità. Benissimo, non tutte, solo alcune. Queste tre, perfetto. Da questa parte scendiamo sotto immediatamente. Passiamo così. Le nostre unità di frombolieri stanno già iniziando a far fuoco. Queste unità vediamo di condurle da questa parte. Perfetto, stanno iniziando già a far fuoco. Le cavallerie, vediamo di selezionarle. Eccole, portiamole dall'altro lato, proprio da questa parte. Le nostre nuove unità di rinforzi arriveranno ad attaccarli da questa parte. Intanto i nostri frombolieri si stanno divertendo a lanciare pietre. Benissimo, continuate con il caricamento avanzato. Eccoli che arrivano. Pensavo, ragazzi, che le loro pietre non arrivassero al di sopra della montagna. Intanto scendiamo rapidamente. Qui gli uomini si stanno avvicinando, dei frombolieri britannici che si avvicinano. Benissimo, a tutta manetta. Intanto attendiamo anche le nostre prossime cavallerie. Bersagliamo i nostri frombolieri da questa parte. Benissimo, ecco che stanno facendo avvicinare le loro unità da tiro alle
alle nostre lance. Benissimo, scendiamo in maniera adeguata. Carica uomini a tutta manetta, uccideteli. Benissimo, attenzione, le nostre altre unità di fombolieri, vediamo di concentrarle immediatamente su questo schieramento. Eccoli, attenzione ragazzi, con calma, le nostre cavallerie portiamole immediatamente dietro, proprio qui intorno. Qui stanno arrivando degli uomini abbastanza stanchi, però cerchiamo di vincere immediatamente questo conflitto. Ecco che stiamo scendendo da questa parte, forza, ecco che arrivano anche gli agricoltori, facciamoli fuori ragazzi, agricoltori a prua, vediamo di eliminarli. Qui mettiamo anche degli altri frombolieri pronti per la battaglia, davvero un ottimo conflitto. Ecco che arriva una valanga di pietra al di sopra degli scudi degli agricoltori, ecco che ne cade qualcuno addirittura a terra, sta per avvenire lo scontro, eccoli pronti 1 contro 1, mamma mia, arriva lo scontro immediato. Attenzione anche altri arcieri da queste parti, vediamo di andare nella maniera adeguata, altri frombolieri, però abbiamo il nostro vantaggio territoriale, li becchiamo appunto dalle spalle con i nostri uomini, il nostro generale vediamo di portarlo appunto qui dietro, eccolo qui. Andiamo a tutta forza, le nostre cavallerie all'interno delle retrovie nemiche, vediamo di caricarle appunto da dietro. Qui abbiamo addirittura altre navi, attenzione, andiamo con i nostri frombolieri di bersagliare il centro nemico. Qui abbiamo altri frombolieri pronti, forza ragazzi da qua sopra, lanciate queste dannate pietre, vediamo un po' se possono essere competitivi anche così. Benissimo, si stanno per scontrare, ottimo, arriva una grande valanga di pietra, attenzione alle lance dietro di noi, dobbiamo essere rapidi, andiamocene via, conduciamoli verso il crinale. Maledizione, le nostre cavallerie sono in un gioco abbastanza duro, sono state circondate, davanti hanno un piccolo cieco. Si sta avvolgendo a nostro favore, però io non voglio sacrificare la vita di nessuno. Avanti ragazzi, scendete dal vostro cavallo, combattete, carica frenetica, smontate, combattete immediatamente fuori, giù dal cavallo. Avete i vostri amici frombolieri qua sopra che vi aiutano. Forza ragazzi, scendete dai cavalli e combattete. Benissimo, anche voi qua sopra cercate di vincere il centro. Abbiamo fatto ritirare altre unità nemiche, un altro grido di guerra per ovviamente diminuire il morale nemico. Continuiamo, intanto i nostri uomini qua sotto si stanno, stanno sfogando la loro rabbia. Benissimo, intanto altri uomini liberi di leva che continuano ad avanzare, una pioggia di pietre che continua ad arrivare al di sopra di questi avversari. Benissimo, intanto sono arrivati i nostri rinforzi un po' troppo tardi, avremmo vinto ovviamente senza il loro aiuto. Comunque una grande vittoria per la conquista del nuovo punto di comando della città dei Dumnoni, perfetto, una grande vittoria, davvero molto particolare il paesaggio dove ci ritrovavamo, un attimo di panico all'inizio, però grande vittoria decisiva per la nostra unità, e sicuramente 1700 uomini contro 1300. Era già una vittoria abbastanza nel taschino, però sicuramente gli avversari potevano essere molto più competitivi, però ci hanno dato del filo da torcere all'inizio, perché davvero non ero in grado di capire che le loro pietre potessero arrivare al di sopra della montagna. Comunque, vediamo intanto cosa è successo, cerchiamo di arrivare immediatamente nella nostra schermata. Aia, un gladio nell'occhio, gliel'ha fatto perdere sicuramente al nostro amico, però siamo riusciti ragazzi a ottenere il nuovo accampamento. Occupiamolo sempre pacificamente per evitare problemi a livello dell'ordine pubblico, e finalmente la fazione degli Iceni riesce a conquistare un altro accampamento, la nostra provincia di Ischia adesso guadagnata, terza regione, addirittura qui vi è un altro esercito di logoramento perché si ritrova in terra nemica. Comunque una grande vittoria nel 251 a.C., le altre unità navali si ritrovano proprio vicino alla nostra costa. Nel prossimo gameplay vedrete ragazzi una battaglia navale sicuramente intorno alla nostra costa, avremo come dire una battaglia molto competitiva perché ci saranno 3 unità navali contro altre 3 unità navali più in generale, quindi una bella battaglia navale proprio nei pressi dell'Oceano Britannico. E comunque una grande vittoria riportata quest'oggi per la nostra fazione, siamo riusciti a guadagnare altro oro appunto per turno, e quindi sicuramente all'interno dei prossimi gameplay vedrete un'altra bella, battaglia, anzi una bella campagna di conquista verso nord per la conquista del territorio centrale dell'Inghilterra, della Britannia, per ovviamente arrivare fino a Elidion, ovviamente il territorio dei Caledoni. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi!